Sono le ore 8, precisissime anche questa mattina per l'appuntamento con Luca Zaia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Noi vorremmo aprire oggi ricordando la tragedia dei nostri due amici del soccorso che 4 anni fa morirono sul Pelmo per portare aiuto a dei tedeschi in difficoltà. È un ricordo che è molto vivo in noi qui in Cadore. Me lo ricordo bene, anche perché io ho partecipato anche ai funerali dei 2 ragazzi del soccorso alpino. Una tragedia, una purtroppo delle tante tragedie in montagna. Una storia peraltro particolare, perché allora, se non ricordo male la dinamica, gli infortunati si sono salvati, sì, e i soccorritori hanno avuto appunto quel crollo inatteso, imprevisto di parte di detriti, di rocce e quant'altro, sì, per cui ci fu anche un grosso problema poi per il recupero delle salme. E questa è la dimostrazione del fatto che i nostri volontari rischiano ogni volta che escono per andare a salvare la vita di qualcuno. Proprio per questo io dico sempre: la montagna deve essere assicurato. Poi se ti accade qualcosa che è accidentale, che ti cade un masso mentre passeggi, è una roba, ma se tu vai incoscientemente con le Havaianas, con l'infradito in marmolada, io ti faccio pagare un conto lungo 1 chilometro se ti succede qualcosa, perché non è ammissibile che metto a rischio la vita dei miei volontari, la vita dei miei medici, la vita dell'elicotterista per venire a soccorrere te che sei un incosciente. Già, comunque insomma, davvero pesante il ricordo. Presidente, certo. Sì, ieri avete inaugurato l'ultimo tratto dell'autostrada che unisce Vicenza a Rovigo. Lei poi ha detto ora sbocco a nord e opere idrogeologiche. Ci può spiegare meglio? Sì, stiamo parlando della Valdastico Sud, ovvero da Badia a Polesine, si articola in tutta la provincia di Rovigo e attraversa 21 comuni, 3 province e arriva... ovviamente il tratto di ieri è Badia Polesine A4, cioè quindi arriva sulla 4. Dalla 4 a Piovene Rocchette c'è il vecchio tratto di Valdastico che conosciamo già. Ieri abbiamo inaugurato un tratto che di fatto completato è di 54 km. Quello storico che conosciamo già, il A4 Piovene Rocchette, di 36. Ci mancano gli ultimi 40 da Piovene Rocchette a Trento, il che vuol dire che poi avremo realizzato un nuovo valico verso nord. Senta, si parla di furti, diciamo che adesso anche noi qui su siamo così interessati da queste ruberie, i ladri arrivano anche qui adesso. Sì, direi, cominciamo con il dire che non ci sono le microcriminalità, chi ruba anche una mela è un delinquente, punto. Cioè bisogna cominciare ad avere regole ferree, perché questa storia della microcriminalità si fa passare qualsiasi atto contro il patrimonio come qualcosa di reato di serie B. Chi entra in una casa, scassa la porta per entrare, ruba magari cose non di valore, ma ruba cose che hanno un valore effettivo, e comunque invade la proprietà privata, è un delinquente, punto e basta. Chi ruba una mela per mangiare perché non ha di che mangiare è ovviamente un fatto raro. Oggi quelli che entrano in casa sono delinquenti, sono ladri. Questo lo dobbiamo mettere la soluzione è una solo: inasprire le pene, cioè a costi zero il Parlamento fa delle leggi, inasprisce le pene in maniera che le pene siano certe, ci costa zero, e parimenti fa sempre delle leggi che dia modo alle forze di polizia di fare i poliziotti, non di fare i damerini e stare attenti a come prendono per un braccio un delinquente, un ladro, perché dopo magari rischia di beccarsi una denuncia. Abbiamo visto i fatti delle sommosse a Milano del 1° maggio all'inaugurazione dell'Expo, hanno messo a ferro e fuoco una città, ma lì bisogna lasciare i poliziotti che usino il manganello, perché il manganello in dotazione non gli hanno dato come arredamento, ma gliel'hanno dato perché viene utilizzato. Io sono assolutamente per la non violenza, pacifista, però dico anche che non possiamo ridurre i poliziotti a non fare i poliziotti. Tra l'altro sto pensando a quello che per legittima, per aver superato quelli che sono i limiti di legittima difesa, per aver sparato a un ladro è in galera e continua a essere in galera. È veramente incredibile, insomma. Addirittura la madre o la moglie del ladro si è costituita parte civile, sì.
È incredibile, è pazzesco. Benvenuti in Italia, mi verrebbe da dire. Peraltro con una legge ammorbidita proprio dal mio partito qualche anno fa, quando c'era ancora Ministro della Giustizia Castelli, che introdusse il principio della legittima difesa. Ovviamente poi l'interpretazione che ti fa andare in galera è l'eccesso di legittima difesa. Spieghiamoci, se vi affronta un ladro col coltello in mano e voi gli date una fucilata, quello è un eccesso di legittima difesa, dovreste andare a prendere un coltello e difendervi con il coltello. Cioè, voi capite che se si ragiona così, se il ladro se ne deve stare a casa sua, non deve andare a rompere le palle in giro per le case, perché è inevitabile che un cittadino, se si vede in pericolo, utilizza il primo strumento che ha in mano. E non è neanche più un problema di arma da fuoco, perché se il ladro ti affronta con un coltello e tu usi un bastone lungo 2 metri e lo ferisci, o peggio ancora perde la vita, comunque ci sarà qualcuno che dirà che il bastone lungo 2 metri ti permetteva di essere molto più aggressivo di un coltello che è lungo 20 centimetri, e cioè, voi capite che c'è questo principio. Siamo veramente dura. Fuori di testa. Allora, parliamo dell'8 per 1000 dello Stato anche per l'immigrazione, ma è vero? Guardi, sembra proprio di sì, che il governo abbia mandato avanti questa partita. L'8 per 1000 è un'istituzione, cioè tutta la parte dell'8 per 1000 non optata, non destinata alla Chiesa, alle associazioni caritatevoli, alla ricerca contro particolari malattie, quella che resta inoptata va in una cassa comune. La cassa comune è prevista per legge da dare una destinazione cooperazione internazionale, catastrofi, aiuto agli indigenti. Hanno deciso di darli tutti agli immigrati. Allora io dico questo, dico che ci sono molti cittadini che hanno bisogno, e soprattutto perché noi non ci rifiutiamo di aiutare gli immigrati, ma devono essere profughi veri. I dati ormai europei, c'era proprio un dato di ieri, ci dicono che 2 su 3 è certificato, non c'entrano nulla con i profughi. E come è accaduto in Sicilia per quelle 2 persone ammazzate, crudelmente ammazzate, il marito di 68 anni sgozzato, sì, la moglie gettata nuda dalle scale o dalla finestra, sì, da un ivoriano di 18 anni. Sì. Allora io mi vorrei far spiegare perché ci avete detto che siamo razzisti, quando dicevamo che 2 su 3 non sono profughi, e comunque anche i profughi che vengono qui vanno identificati in Africa, in centri d'accoglienza degni di questo nome, non in lager come dice qualcuno, dove tutte le carte, sappiamo chi sei, sappiamo che storia personale hai, e dopodiché garantiamo un corridoio umanitario per chi ha diritto di venire in Italia e in Europa. Ma non possiamo fare porte aperte per tutti, perché qua arrivano delinquenti, arriva gentaglia che non ha nulla a che vedere con chi scappa dalla morte e dalla fame. I profughi veri li avete visti in Macedonia, li avete visti? Sì, che facce hanno? Sì. Avete visto che facce spettrali hanno quelli che scappano dalla fame e dalla morte? Non sono sicuramente alcuni che arrivano qui in perfetta forma fisica con l'iPhone. Quello non è un profugo. Allora, Presidente, lei appunto per l'8 per 1000 dice che le priorità sono appunto le calamità naturali, quindi noi ne sappiamo qualcosa, ma anche la povertà. Beh sì, assolutamente sì, io dico anche di più, dico che a questo punto si regionalizzi l'8 per 1000, ogni regione deve avere il suo, e quindi facciamo in modo che l'8 per 1000 diventi un'occasione per le regioni di stanziare delle risorse che sono, provengono dall'IRPEF dei nostri cittadini, e che dedichiamo ai meno abbienti, alle calamità naturali e quant'altro. Ma vedo che ancora si fa la cassa a livello nazionale, la musegna a livello nazionale, e poi se li fregano tutti. Allora, ultimissima cosa, il suo pensiero sulle 2 ULSS da unificare qui a Belluno? Guardate, allora, in campagna elettorale tutti hanno parlato della riduzione delle ULSS, addirittura il Presidente del Consiglio ha detto che abbiamo troppe ULSS, premesso che io andrei a guardare i conti del Veneto che sono in ordine, e dopo andrei a guardare i conti di qualcun altro che non lo sono, che magari hanno meno ULSS. Ma a parte questo, tutti, ho visto i candidati, hanno sbraitato dicendo che basta ULSS per provincia, eccetera. Io ho presentato la legge, adesso vediamo chi la vota. Ai cittadini cosa dico? Che al cittadino come servizi non cambia assolutamente nulla, cambia che magari non ci sono più 22 uffici legali, 22 uffici tecnici, 22 direttori generali,
insomma, i servizi non cambiano assolutamente, perché il cittadino trova gli uffici dove li ha sempre trovati, e non penso che il cittadino abbia problemi a sapere che invece di avere 2 direttori generali ne ha uno. Parlo della mia provincia, noi abbiamo 3 direttori generali. Sinceramente a me in provincia di Treviso non mi interessa che la sanità di quasi 1 milione di persone sia governata da un direttore generale piuttosto che da 3, anche perché dico con tutta serenità, è altrettanto vero che io devo guardare la qualità delle cure. Fermo restando, questa è una proposta di legge che io ho presentato, adesso vedremo i consiglieri come voteranno, vedremo anche la coerenza e anche dei cittadini, perché in campagna elettorale sembrava che il problema fosse quello delle troppe UCI. Adesso si va al vedo e si vede chi è per bene e chi no. Senta, mondiali di sci, procede tutto bene, secondo lei? Procede benissimo. Riccardo Donadon, che è un amico, un bravo imprenditore, il proprietario di H Farm, e quindi ha questa azienda molto innovativa, globale, dove ci sono almeno 250-300 ragazzi da tutto il mondo che ci lavorano, e si occupa ovviamente di nuove tecnologie, si occupa di internet e queste cose. Sarà lui il presidente. Quindi avremo un presidente giovane, avremo un presidente conosciuto a livello internazionale, avremo un presidente che ci permetterà di comunicare bene e di fare un bel percorso assieme ovviamente al sindaco di Cortina Franceschi, assieme ovviamente a Malagò del CONI e ovviamente un po' a tutti gli interlocutori, a Roda per lo sci, insomma tutti quelli che partecipano a questa partita dei mondiali di sci, perché i mondiali di sci non serviranno solo per rilanciare Cortina, ma serviranno anche per rilanciare tutti i nostri comprensori sciistici delle Dolomiti. Grazie mille Presidente, buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno.